Dopo aver rischiato la propria vita una prima volta sulle rotte delle migrazioni mediterranee, si sono trovati davanti alla scelta drammatica di rischiare tutto di nuovo per salvare chi era in pericolo. Solomon e Ousmane non hanno avuto dubbi. Il primo si è tuffato nel piovego per salvare una ragazza, il secondo ha sfidato il Brenta per mettere in salvo un altro aspirante suicida. Due gesti coraggiosi che hanno portato Solomon e Ousmane a ottenere un permesso speciale di soggiorno per valore civile. Si tratta dei primi provvedimenti di questo tipo a livello nazionale, secondo quanto previsto dal decreto sicurezza entrato in vigore di recente. Ne danno notizia il questore di Padova Paolo Fassari e il prefetto Renato Franceschelli. Noi abbiamo ritenuto opportuno tramite il prefetto inoltrare una richiesta al signor Ministro, il quale l'ha accolta, per quello che ne so anche molto volentieri. Quindi voglio dire, sta cosa ha avuto un buon successo, credo che sia anche una linea che depone bene e che fa ben sperare per cercare di incoraggiare le persone che vivono sul nostro territorio ad operarsi, ad essere perfettamente integrate anche con questi atti di altruismo. Il fatto di aver dato il via a questa particolare forma di gratitudine nei confronti di chi, pur vivendo nella precarietà la propria esistenza, si è reso responsabile di atti di coraggio e valore, è un motivo di orgoglio per le istituzioni padovane. Le due persone a cui l'abbiamo rilasciato obiettivamente si sono resi autori di un bellissimo gesto, hanno anche rischiato la vita, quindi credo che c'erano tutti i presupposti per poterlo proporre.